Attesa in settimana una ricomposizione della giunta regionale, il Toto assessori, i rapporti tra Crocetta e il Partito Democratico. Dario Piparo. E qualcuno pensa che questo... Imbarazzante, dice Crocetta senza mezzi termini. E il riferimento è nei confronti del Partito Democratico espresso in un'intervista concessa alla Repubblica. Imbarazzante che non faccia che chiedere poltrone da mesi, secondo Crocetta. Schemi da vecchia Repubblica, li etichetta, logiche obsolete. Ma la sensazione è che di rimpasto si riparlerà. Crocetta si è detto aperto al dialogo, anche se pone alcuni paletti. Niente nomi a scatola chiusa, come pare aver chiesto il PD. Quindi ogni nome sarà da valutare, ma soprattutto non si toccano alcuni degli assessori. E a Repubblica Crocetta fa alcuni nomi come Stancheris, Bianchi, Scilabra e Mariella Lobello, che a suo dire hanno lavorato bene. Ma c'è un altro limite, niente assessorato ai deputati. E il governatore dice di più, presenterà una norma per sancirne l'incompatibilità. Chi potrebbe cadere, come si suol dire, quindi? Nino Bartolotta è il principale indiziato. Stessa sorte potrebbe toccare a Maria Rita Sgarlata. Altro nominativo quello di Niccolò Marino, con il quale qualche mese fa vi fu uno scambio di valutazioni ambiguo relativo alla querelle con Confindustria. PD e Crocetta si incontreranno dunque e a quel punto dovranno convergere. Soprattutto Lupo chiederà la rimozione del veto nei confronti dei deputati assessori e non a caso proprio il suo nome è uno di quelli ventilati per un posto in cabina. Oltre a Giuseppe Lupo viene sospinta anche la candidatura di Cracolici e all'interno del partito potrebbe essere una soluzione accettabile anche in merito al prossimo congresso. Lupo assessore escluderebbe Lupo ricandidato alla segreteria del partito. E tra tutte le correnti il PD siciliano lascia filtrare dichiarazioni da secessione quasi all'unanimità. Il capogruppo Gucciardi lancia un'avvisaglia: dobbiamo sganciarci dalle logiche romane perché rischiano di spaccarci, anche perché quando poi si parla di ministeri o sottosegretariati del PD siciliano si dimenticano tutti. Un j'accuse raccolto anche da Beppe Lumia, esponente crocettiano. Ma tornando alla giunta, accontentare il PD porterebbe il governatore a dover mediare anche con le altre forze politiche di maggioranza e chissà se a quel punto a Crocetta potrà bastare l'imbarazzo.